Ed eccoci arrivati alla seconda parte. Il secondo incontro di oggi vede protagonista Laura Orlandini, storica e ricercatrice, coordinata da Maria Grazia Cossu. Maria Grazia Cossu ha compiuto i suoi studi a Cagliari, si è laureata in pedagogia, in lettere moderne e da anni insegna lettere nelle scuole superiori. Attiva su più fronti nell'associazionismo locale, è presidente dell'associazione culturale Il Pungolo. No, Anni d'Argento, mi sbaglio tutti gli anni, ragazzi. Mi sbaglio tutti gli anni, ma ci sono talmente tante Maria Grazie, presidenti, qua a Serramanna. Ecco qua. Ok, detto questo, buon ascolto. Brava Fanny. Acceso. Buonasera a tutti, buonasera a Laura. Per me è un grande piacere presentare il libro di stasera, Laura Orlandini, La democrazia delle donne, i gruppi di difesa della donna nella costruzione della Repubblica, 1943-1945. Ci inseriamo nel periodo che ha indicato Francesco Guerreschi e esaminiamo con questo libro in particolare il ruolo delle donne, la resistenza delle donne e quindi nel periodo proprio della resistenza, quindi nel 43, dal 43 al 45. Laura Orlandini è una studiosa di studi del Novecento, partecipa ha svolto diversi lavori, diverse ricerche su questo periodo e quindi in particolare anche sulla storia della guerra, e con questo libro ha dato spazio e visibilità a un argomento veramente poco conosciuto della nostra resistenza, e cioè il ruolo attivo delle donne in un'organizzazione molto ben definita, molto ben qualificata, che ha veramente lavorato molto insieme ai partigiani per appunto arrivare alla democrazia. E in questa ricerca, che è frutto soprattutto di studi, di ricerca d'archivio, di un'analisi molto molto dettagliata, ha messo a punto i risultati di questo studio. Prima di iniziare ad esaminare nel merito il tuo volume, io ti volevo chiedere appunto di definirci, di raccontarci qualcosa su questi gruppi di difesa della donna. Va da solo? Sì. Sì. Bene, grazie a tutti, grazie di essere qui così tanti e ringrazio innanzitutto il Festival per avermi invitato. Per me è stata una sorpresa e un piacere, e vi dico che questa è una riedizione di uno studio che è stato fatto anni fa, però una riedizione aggiornata. La riedizione è uscita con un'altra veste editoriale, quindi con Bologna University Press, è uscita un mese fa, e quindi il Festival Strangius è l'anteprima, cioè questa è la prima presentazione del libro, per cui sono molto contenta di essere qui. Io mi sono dedicata a questo, ai gruppi di difesa della donna in particolare, grazie a una borsa di studio, che è quindi indetta da una realtà di quelle che cercano di promuovere la storia e valorizzare la storia politica delle donne, che è la Fondazione Nilde Iotti. Fondazione Nilde Iotti indice questa borsa di studio con lo scopo di parlare dei gruppi di difesa della donna. Allora, non è vero, cioè diciamo sempre, e lo dico anche io, che del ruolo delle donne non si parla. In realtà si è parlato, cioè se ne è parlato, ma abbiamo comunque sofferto in questi 80 anni di una omissione gigantesca, perché i tentativi di raccontare la resistenza delle donne sono sempre arrivati più o meno dalle stesse parti, soprattutto l'Unione Donne Italiane fin dall'inizio ha cercato di portare avanti questa memoria, però era all'interno dei suoi circoli, se vogliamo. E poi c'è stato un racconto che si è molto concentrato, anche comprensibilmente, magari sulle storie singole di qualche partigiana, di qualche ragazza coraggiosa, di qualche atto di solidarietà o eroico,
Certo, da queste storie singole può arrivare una storia collettiva, ma proprio la storia collettiva è quella che mancava, cioè dal momento che è stata promossa questa ricerca, effettivamente io non avevo delle basi di partenza più di tanto, tranne appunto gli studi dell'UDI. E questa è, secondo me, la cosa centrale che infatti hai fatto notare tu. Non c'è stata una resistenza delle donne, diciamo, di tante donne singole, ognuna ha fatto la sua scelta. C'è stato un movimento organizzato che era, i gruppi di difesa della donna erano nel CLN. Cioè nel CLN c'erano i vari partiti antifascisti, c'era una realtà trasversale che univa i giovani studenti che si chiamava Fronte della Gioventù, e poi c'erano i gruppi di difesa della donna, che sono una realtà operante nella vita civile, soprattutto, con degli precisi scopi e che si struttura in maniera molto radicata in tutti i territori. Quindi cioè, ha avuto un ruolo preciso, e possiamo anche immaginarci quasi l'altra parte rispetto a quella che è stata la lotta armata. Con l'obiettivo che è nato subito di unire tutte le donne che erano in lotta contro il fascismo, quindi che si riconoscevano nell'antifascismo e che, a differenza dei loro mariti, fratelli, fidanzati, amici, quindi a differenza degli uomini, a differenza dei loro coetanei maschi, non avevano il problema di dover scappare. Cioè le donne si ritrovano da sole in casa perché il loro fratello maggiore, il loro figlio, il loro padre o è già in guerra, partito e chissà quando ritorna, o ha disertato e si deve nascondere, o è andato con i partigiani. E quindi se non lo fa, se lo trovano, lo uccidono. Quindi abbiamo una generazione di donne e di ragazze che si ritrova con un vantaggio e con una libertà di movimento inaspettata, cioè si trova a essere, come non era mai successo, più libera degli uomini. E questa intuizione qui, c'è bisogno di fare qualcosa proprio da parte di chi è rimasto a casa, cioè la vita civile può creare una opposizione popolare al regime e all'occupazione nazista, c'è bisogno di tutti e questo tutti lo possono fare le donne che sono rimaste a casa. È un'intuizione che arriva subito, perché il manifesto che ho pubblicato nel libro in fondo inizia a circolare nel novembre del 1943. Non sappiamo bene esattamente chi lo ha redatto, però sicuramente è stato redatto a Milano. Cioè la prima idea nasce a Milano, dove abbiamo tante fabbriche e tante donne al lavoro. Quindi la prima rete, come succedeva anche insomma, nella resistenza operaia, è quella che diciamo, va a intercettare le opposizioni sindacali. Cioè le fabbriche sono dei luoghi dove le persone si incontrano e possono comunicare, e sono anche luoghi pieni di donne, di ragazze appena assunte. Quindi all'inizio abbiamo questo, abbiamo Milano, abbiamo Genova, abbiamo Torino, il centro è Milano, ma poi questa rete funziona, cioè l'idea ha successo e in ogni territorio incominciano a organizzarsi piccoli gruppi dove ci sono alcune donne che sono già state avvicinate, fanno già parte di realtà più prettamente politiche, caratterizzate politicamente. Una fortissima presenza ovviamente è quella del Partito Comunista, ma un'altra grande presenza è quella di Giustizia e Libertà. Ada Gobetti è una delle prime che inizia a organizzare la rete dei gruppi di difesa della donna. Abbiamo molte donne che sono anche collegate direttamente alle formazioni partigiane, ma soprattutto la parte principale delle protagoniste sono le donne senza partito, insomma di nessuna fede politica. Perché sono di nessuna fede politica? Perché sono stati 20 anni di fascismo, sono donne, sono in casa, non hanno avuto dei percorsi precedenti, la maggior parte di loro.
anche se molte hanno avuto un'eredità antifascista in casa, cioè nelle testimonianze che mi sono trovata a leggere si parla spesso di ho visto mio padre tornare a casa pieno massacrato di botte, e da lì ho capito che c'è un'eredità antifascista, di quell'antifascismo che deve restare in silenzio, no? Dentro le case, che queste ragazze ereditano, e nel manifesto si mette in chiaro intanto possiamo fare qualcosa, perché la prima reazione di fronte a quello che succede è: sono impotente, inoltre sono anche donna, quindi doppiamente impotente, cioè c'è la guerra e gli uomini fanno la guerra, io non però mi ritrovo a subire una guerra che è nuova, perché prima le guerre si combattevano che c'era un esercito al fronte contro un altro esercito, ci si sparava e quello che spara di più va avanti. Invece questa guerra è una guerra che riguarda tutti, entra nelle case, e quella intuizione lì è quella che dice: proprio perché entra nelle case, dalle case possiamo rispondere. Quindi il manifesto dice: possiamo fare qualcosa, e questo qualcosa è intanto la solidarietà alla lotta armata. Cioè c'è un primo messaggio che è una comunicazione. I nostri amici, i nostri fratelli, i nostri fidanzati si stanno armando, si stanno nascondendo sui monti, stanno cercando di contrastare il tedesco, di andarlo a stanare là dove si trova, però sono tutti in pericolo e quindi hanno bisogno di noi, hanno bisogno della solidarietà. Quindi il sostegno alla lotta armata, che è stato raccontato negli anni della democrazia, ma è stato raccontato come: grazie che ci avete aiutato, abbiamo fatto la guerra e poi c'erano le donne che ci hanno aiutato. Cioè c'è stato molto questo tipo di narrazione, no? Come appunto fosse un po' episodico o qualcosa che di minore. Invece nel primo appello dei gruppi di difesa l'aiuto, cioè il sostegno alla resistenza armata, è considerato fin da subito indispensabile alla resistenza armata. Cioè esiste, si stanno organizzando i primi partigiani, se non ci siamo noi la resistenza durerà una settimana. E invece parla fin da subito di resistenza civile, cioè opponiamoci, noi che siamo rimasti a casa, opponiamoci all'occupante. E questo è chiaro fin da subito. Quindi una forma di lotta clandestina, una resistenza civile. Come vengono reclutate queste donne? Quindi è una rete quasi sotterranea, vero? Di contatti, di amicizie, di figure che si intersecano e portano avanti un po' questo messaggio, questo proselitismo anche. E poi ti volevo chiedere anche che tipo di educazione o comunque di preparazione ricevono queste donne che poi continueranno a lavorare per questa lotta di resistenza, insomma. È una domanda interessante a cui non è facilissimo rispondere. Cioè è chiaro, cioè quando parliamo della resistenza armata abbiamo più facili percorsi, no? Qualcuno scappa e viene intercettato. Le donne sappiamo che sono tante e sappiamo che crescono in alcuni territori moltissimo, però i canali, proprio perché sono clandestini, non sono così leggibili ora. Ci sono sempre tanti strati sovrapposti. La conoscenza personale, cioè il primo sostegno ai partigiani è verso il proprio, fisicamente il proprio fratello, la persona che è stata, che già si conosce, però c'è un'attività dei partiti che inizia a, diciamo, le donne dei partiti iniziano a impegnarsi nel creare questa rete, nel crearla in maniera sempre più estesa, e quindi anche a insegnare quelle che sono, diciamo, le regole della cospirazione. Il ruolo del Partito Comunista, se penso alla Romagna, è stato fondamentale perché c'erano, cioè arrivano e iniziano a strutturare i primi gruppi cercando di insegnare come ci si comporta, perché lo sapevano fare. Però rispetto alla resistenza armata, la resistenza civile è molto di confine,
perché da un lato bisogna non farsi scoprire, dall'altro la protesta civile funziona se si è in tante e se ci si fa vedere. E quindi ci sono delle militanti, cioè ci sono quelle che sono nei gruppi di difesa della donna, che fanno le riunioni e che quindi hanno una struttura piramidale, per cui solo una conosce diciamo lo strato superiore, quindi funzionava esattamente come i nuclei del CLN. Però in ogni territorio questi gruppi erano in contatto con la collettività di donne, perché se bisognava recuperare il cibo per nutrire il gruppo di partigiani nascosti, dove sono nascosti lo dobbiamo sapere solo in 2, però c'è bisogno della collaborazione di tante famiglie, considerando che nessuno ha abbondanza. Quindi diciamo che erano in contatto con una collettività ancora più trasversale di donne in ascolto, che diciamo erano in questo modo avvicinate alla resistenza armata, alla sua esistenza, anche senza conoscere direttamente dei partigiani, venivano a sapere che la resistenza armata c'era e venivano coinvolte, cioè anche quel tuo piccolo contributo può fare qualcosa. E quindi questo diciamo c'è una parte di partecipanti ai gruppi che ha una funzione di comunicazione, è in contatto diretto con le brigate e con questa collettività presente nei territori. Leggendo il tuo libro ho visto che c'è anche una forma di mobilitazione diversa, comunque di organizzazione diversa. Se il gruppo agisce all'interno di un ambiente urbano, di una città, e invece quello che poteva essere poi nei villaggi, nelle campagne, dove invece la situazione sociale era molto diversa, si conoscevano tutti, tutti sapevano tutto, e quindi forse era anche più difficile ritagliarsi dei momenti di incontro con le donne, di programmazione, di progettazione della lotta, vero? Sì. Certo, sì, no, è vero, ci sono stati dei passaggi diversi. Come dicevo prima, questa rete nasce nelle fabbriche e quindi con anche i canali della lotta sul lavoro, gli scioperi o partecipare agli scioperi, le donne incominciano a dire adesso ci dobbiamo essere anche noi, anzi ci sono alcune fabbriche dove ci sono solo delle operaie, quindi all'inizio il tipo di contatto è quello e abbiamo una realtà urbana che infatti si adegua alle regole cospirative della lotta clandestina. È chiaro che una volta che, parlando proprio di geografia della resistenza, man mano che il fronte avanza verso il nord della penisola, la occupazione nazista diventa sempre più crudele verso la popolazione e incomincia a esserci bisogno sempre di più e anche più a lungo di quel che si era previsto di sostenere la resistenza armata e vengono coinvolte delle realtà rurali molto diverse dalle quelle iniziali, dove entrano in contatto tra loro, e questo è molto interessante, donne di diversa estrazione sociale, perché magari abbiamo quella che si trova nel CLN, che sta facendo attività politica, che ha anche magari un certo livello culturale o che comunque lavora in città e che magari va proprio fisicamente, abbandona la città per andare in campagna, porta in campagna questi contatti, ma la campagna è strutturata in un altro modo. Quindi ci sono, è vero, anche delle indicazioni su come fare queste riunioni e come la difficoltà e la ricchezza di questo contatto, di fare capire anche alle donne di campagna che la famiglia non deve saper tutto e che quindi ci deve essere, cioè cercare di anche proteggerle rispetto a quello che stanno facendo, che fanno con molta generosità, ma che appunto non rendendosi conto magari di quanto si mettono poi in pericolo. Però questo è un altro elemento interessante di questa trasversalità, che è politica, ma come ripeto, in realtà la maggior parte veniva identificata come senza partito, e poi con dei contatti diversi.
Le più difficili da raggiungere sono le contadine che sono nel podere, cioè le mezzadre, perché loro hanno contatti solo con la loro famiglia, mentre invece i luoghi anche di campagna, dove abbiamo una grande partecipazione immediata, sono quelli dove ci sono le braccianti, cioè dove ci sono le donne che sono abituate a uscire di casa per andare al lavoro e che hanno già vissuto o comunque che hanno l'eredità delle lotte per il salario e quindi conoscono il conflitto e che soprattutto hanno molti più contatti, e questo crea sì, un'unione con magari realtà sociali diverse, che diventa più facile grazie all'emergenza del momento. Cioè, cos'è che porta tutte queste donne? Il rendersi conto che bisogna per forza agire, e che agendo si ottiene davvero qualcosa. Questa cosa una delle cose principali che coinvolge all'inizio le donne sono proprio le campagne di solidarietà per i partigiani, cioè il primo Natale preparano dei pacchi natalizi in modo che ogni partigiano ci abbia quello che gli serve, che sono delle riserve alimentari che non si degradano e roba pesante. Io ogni tanto a scuola lo racconto, cioè sono scappati d'estate con la canottiera che avevano addosso, si dovevano coprire, ma questa cosa qui delle campagne di solidarietà da un lato ha il potere di creare un rapporto di unione tra chi resta a casa e chi sta facendo la resistenza armata, ma dall'altro anche ha avuto l'importanza vitale di evitare che i partigiani si trovassero a dover saccheggiare la popolazione, perché altrimenti sarebbero diventati dei soldati come gli altri, che la popolazione subisce alla fine quasi allo stesso modo. Invece, creando tutta questa rete che cercava di attivarsi, grazie anche ai fondi del CLN, comunque le donne erano quelle che gestivano questa cosa, fai sì che la popolazione comunque abbia una visione positiva o quantomeno non predatoria del partigiano combattente. Questo è insomma fondamentale, no? In una situazione come quella. Leggendo anche tutti i documenti che ci sono alla fine del libro, sono veramente tanti, si vedono proprio anche i termini con cui viene posta la questione, cioè c'è quasi un'esortazione alle donne, le donne anche umili di ogni condizione, a vedere in questi ragazzi dei figli, dei fratelli, delle persone che si trovano in uno stato estremo di necessità, di pericolo, per cui è necessaria la loro opera, il loro interessamento, e questo può servire quasi a pensare che magari questo stesso favore, tra virgolette, potrebbe un giorno essere riservato magari a un'altra persona, a un loro figlio, madri che si occupano di figli altrui, e quindi è quasi una promessa di solidarietà, di speranza, insomma, per il buon esito di questo grande sforzo. E poi spieghi molto bene anche che tipo di attività queste donne effettivamente svolgono. Anche semplicemente scrivere delle lettere, mi ha colpito molto questo, mandare delle lettere a questi giovani che si trovano, oppure informare le loro famiglie del fatto che in zona ci poteva essere qualcuno di loro. Sì, allora, le donne, ripeto, cioè erano rimaste a casa, vuol dire che erano rimaste nella loro strada, nel loro quartiere, nel loro paese, quindi erano delle sentinelle di tutta la vita sociale, cioè avevano la conoscenza della situazione familiare di tutti, sapevano chi veniva ucciso, chi veniva ferito, cioè avevano l'attenzione anche ai bisogni della comunità, e questo viene esercitato immediatamente, cioè è forse una delle caratteristiche più vive di questo movimento. Questa cosa delle lettere, che lo fanno, molte ragazze lo fanno spontaneamente, servono a non far sentire il partigiano solo, e una delle attività principali è quello di occuparsi delle famiglie dei partigiani, perché non avevano più nessuna risorsa e anzi erano perseguitate, ma anche delle famiglie di coloro che avevano un deportato, cioè di coloro che stavano subendo la guerra.
E questo anche a me ha colpito molto quando l'ho trovato nei documenti. Non occuparsi soltanto con il sostegno materiale, che poteva appunto arrivare, soprattutto le raccolte di denaro erano raccolte per sostenere le famiglie, ma anche con il sostegno morale. Allora, il ragazzo che è andato sui monti a combattere e che sa che sta sacrificando, sta mettendo a rischio la propria vita per questo bene collettivo che comunque deve ancora arrivare, sarà molto più sereno e tranquillo se sa che i propri cari sono protetti. Quindi da un lato c'era la rassicurazione, non ti preoccupare, alla tua bambina, alla tua moglie, ci pensiamo noi. Dall'altro c'era proprio anche questa voglia di scrivergli le lettere per incoraggiarlo, cioè ci siamo, anche se sei là da solo in mezzo alla montagna, noi ci siamo. E il fatto che, cioè, le donne sono le staffette, quindi sono il telefono vivente, no, per i partigiani, che è per molte situazioni di isolamento assolutamente vitale, proprio anche per non disorientarsi, cioè sono in comunicazione in questo modo con il comando, ma sono in comunicazione anche con il mondo che sta andando avanti. Allora c'è questa attività qui, la solidarietà, il supporto sia materiale che morale, c'è assolutamente l'aspetto della comunicazione, che è quello che conosciamo di più. Insomma, la staffetta era presidiata, quella ce l'avevamo, no? La figura della donna, questa rete di donne che si muove per tenere viva la comunicazione tra tutte queste realtà e anche per portare quello che serve o per aiutare le persone a spostarsi, a fuggire. E poi c'è qualcosa che in realtà tradizionalmente era stato delegato ai corpi femminili, ma in questo caso è solidarietà autogestita, che è la gestione della situazione sanitaria. Anche questo, cioè, un partigiano ferito non può andare in ospedale dove avrebbero concluso il lavoro invece di guarirlo. Quindi tutta quanta l'assistenza sanitaria, ci sono i medici del CLN che però vengono contattati dalle staffette, e i gruppi di difesa della donna sono proprio incaricati soprattutto di trovare quello che serve, cioè le medicine, i disinfettanti, ma anche una casa, cioè se c'è qualcuno ferito, dove posso andare a bussare, quale donna mi apre la porta e dà. Tra i materiali che ci sono negli archivi ci sono i libretti di assistenza al ferito, brevi nozioni di pronto soccorso dei gruppi di difesa della donna. Le infermiere iniziano a insegnare alle altre ragazze come si fa a soccorrere un ferito o anche soltanto a assistere un ammalato, che non può essere, cioè per cui non si può chiedere aiuto in farmacia, quindi devi sapere come devi fare, sempre all'interno della rete clandestina. E un altro aspetto che magari forse era anche già tra le domande, che però fa parte proprio della cura della vita civile, è quello della cura dei morti, in una realtà che ha disumanizzato gli antifascisti. Non sono più esseri umani, sono disumanizzati, e la dimostrazione più palese di questa perdita di umanità è che i loro corpi morti possono stare appesi, e questa è un'esperienza che tutti i territori occupati hanno vissuto, no? Ritrovarsi con gli impiccati o con i fucilati che devono restare lì, e invece veramente in questo caso è veramente tante Antigone che si rifiutano e che invece fanno quello che c'è da fare, ovvero avere cura rispetto per la morte. A questo proposito parli per esempio di alcune persone che sono state uccise, che vengono quasi composte prima dell'arrivo dei loro parenti, dei loro familiari, sì. E quindi insomma tutta questa rete di saperi, di conoscenze, di disponibilità, che è enorme, spesso è anche gestita da persone molto giovani. Tu parlavi delle staffette, spesso sono delle ragazze giovanissime che si possono muovere quasi con maggiore libertà, vero? Senza destare insomma
assolutamente sospetti o comunque possono avere. Ecco, che consapevolezza potevano avere secondo te queste donne del grandissimo contributo che stavano dando a questa lotta? Erano consapevoli oppure era un po' anche la, come dire, la libertà e la spensieratezza di quel periodo che le portava Forse darsi c'era un da po' fare? tutto, forse c'erano entrambe le cose. Sono state rilasciate interviste. Devo dire che per esempio nel caso del mio territorio, però il libro ovviamente parla di tutti i territori, però chiaramente io stando a Ravenna come postazione ho avuto modo di vedere quello che è stato fatto lì. Le interviste alle donne partigiane le prime sono state fatte, a parte le figure che erano finite in Parlamento, che avevano raccontato per loro volontà, ma le interviste sono state fatte le prime 30 anni dopo. Quindi abbiamo delle adulte, cinquantenni, sessantenni, che è la prima volta che gli chiedono di raccontare, e che questa cosa mi ha colpito perché era anche nella canzone che è stata cantata. La prima cosa è no, io non ho fatto niente, sì, certo, quando scappavano che li volevano fucilare li tenevo a casa mia, no, non ho fatto niente, ho salvato la vita di 10 persone, questa cosa c'è molto. Ho notato che è anche molto generazionale. Abbiamo una generazione in particolare di ragazze che è sorprendente, così come lo penso anche della resistenza armata, cioè stiamo parlando spesso di ragazze che non hanno vissuto nient'altro che il fascismo. Questo va ricordato, perché chiaramente se hai 22 anni nel 43 vuol dire che hai visto solo quello, che si ritrovano a partecipare spesso alle manifestazioni. Per esempio un grande inizio è stato per molte il 25 luglio, cioè le prime manifestazioni spontanee di piazza nel giorno in cui viene annunciato che Mussolini sia dimesso e in cui tutti si illudono che sia finita, no? Cioè è finita la dittatura senza far niente, però questo diventa un grande momento collettivo dove tutti quelli che dicono abbasso Mussolini ad alta voce si riconoscono, e le ragazze scoprono anche la vita pubblica, no? Per la prima volta. Loro c'è una componente importante che è quella anche che ho un po' accennato prima. Si ritrovano con una libertà maggiore rispetto a quella dei loro coetanei, e si trovano anche con una libertà maggiore rispetto a quello che avevano vissuto fino a quel momento, paradossalmente, proprio perché c'è la guerra. Cioè devono andare fuori a lavorare, si stanno occupando loro della famiglia, cioè il controllo degli uomini di casa ed è anche della rete femminile, che poteva essere anche molto opprimente, si allenta un po' perché comunque bisogna sopravvivere, quindi ci sono delle altre priorità, e questo permette alle ragazze di inserirsi in questo canale. Ma perché sono le ragazze giovani a fare le staffette? Perché sanno che non destano sospetti, e questa è, cioè, secondo me è una grande consapevolezza, cioè magari arriverà a maturare diversamente dopo con la democrazia, però è una grande intuizione, cioè posso partecipare al presente, lo posso trasformare e vi frego tutti, cioè visto che pensate che sono una scema, che non ho idee mie e che non sono un pericolo perché sono una femmina, perché sono una ragazzina, io ne approfitto del pregiudizio che mi avete messo addosso e vi passo sotto il naso. e questo lo sanno, cioè questo, quando ci sono anche le interviste negli anni dopo, sono anche molto fresche queste interviste, si vede questa cosa. E una cosa forte sicuramente è stata proprio quella rete sociale che si è creata, che è al di fuori della rete familiare. Per le ragazze dell'epoca, per le loro madri, per le loro nonne, la rete familiare, magari estesa, ma era l'unica socialità. Invece qui si ritrovano a fianco ai loro coetanei, pensando di cambiare il mondo. Non si sa bene come, ma lo facciamo, e questo è per questo che dicono abbiamo imparato la libertà. La libertà è questa idea che si può essere, no, presenti, che si può essere, che si può agire, che si può essere protagoniste. E secondo me la generazione delle ragazze è proprio quella che
questa intuizione ce l'ha avuta più forte, anche se magari più disordinatamente. E un altro aspetto fondamentale che è, secondo me, quello meno ricordato quando si parla della resistenza, perché appunto le staffette ce le abbiamo, sono state molto narrate, una figura a cui siamo affezionati ovviamente, però la resistenza civile, cioè la protesta di piazza, che è in mano alle donne e che ha bisogno, cioè sono i giovani quelli che vanno in piazza, sempre, anche in periodi in cui magari non c'erano i gerarchi a fucilare, ma comunque sono le conquiste che ci sono state, le rotture sono state fatte dalla generazione più giovane. La protesta pubblica durante l'occupazione è una protesta femminile e abbiamo soprattutto le ragazze che si fanno guidare certamente da quelle più grandi e più esperte, che sanno anche, magari sono anche in contatto più con la resistenza armata e sanno alcune cose da fare, però comunque la protesta che può essere spontanea e che coinvolge anche magari le madri di famiglia per andare a prendere il pane, alla fine è guidata, spinta, stimolata da questa generazione che ha urgenza di partecipare. Sì, la mancanza poi di cibo disponibile, la mancanza del pane, le tessere annonarie che stanno riducendo progressivamente quello che fa bisogno, insomma, della famiglia, poi lo zucchero, vero? E la legna per poter cucinare. Sembrano dei beni essenziali, sono sicuramente quelli essenziali che servono per... Sì, la lotta principale. In Roma città aperta mi ricordo che c'è proprio una scena iniziale che Anna Magnani sta aizzando delle donne in una fila per il pane. Questi sono passaggi che la memoria pubblica ha veramente ha rimosso, però la vita civile doveva andare avanti e la vita civile era vittima della guerra, e un modo per essere vittime di meno è pretendere quello che è stato tolto. Quindi le donne avevano un grande potere, che era quello di avere chiare le risorse e poterle pretendere. Quindi la fila per il pane, cioè, è anche un argomento che non c'è bisogno di spiegare troppo. Cioè, quando le donne dei gruppi di difesa si rivolgono alle altre donne e dicono il pane non ce l'abbiamo perché ce l'hanno sequestrato e quindi ce lo dobbiamo andare a riprendere, non c'era bisogno di spiegare oltre, perché il pane mancava ed era una cosa urgente. Quindi andare a dire guardate che se adesso dobbiamo esigere che ci diano quello che c'è scritto sulla tessera, anzi di più, oppure il passaggio successivo, la farina si trova lì, lo zucchero a Torino, la Venchi sequestra lo zucchero, si accorgono nel primo inverno che la Venchi sta sequestrando lo zucchero perché ci vuole fare, la Venchi cioè, esiste la cioccolata anche adesso, però incominciano le donne a diffondere dei volantini che arrivano a tutte, nelle case di tutte, poi magari c'erano anche molte analfabete, ma col passaparola si parlava molto, non c'è lo zucchero perché ci devono fare i panettoni per i gerarchi, per gli altri ufficiali, e lo stanno tenendo stoccato lì. Se ci vado da sola non ottengo nulla, anzi mi sparano. Se ci andiamo in 10 uguale, andiamoci tutte le donne di Torino a riprenderci lo zucchero fino a che non ce lo ridanno. E la protesta civile è una protesta disarmata, cioè, e a volte c'è bisogno di quella. I partigiani stanno usando le armi perché stanno combattendo contro dei soldati, ma proprio perché abbiamo una piazza piena di donne disarmate, essere in tante è come un'arma, e questa è una consapevolezza che hanno le donne della resistenza prima degli uomini, perché gli uomini sono impegnati in un altro tipo di guerra. Ci sono proprio delle volte che dicono ai partigiani ok, teneteci d'occhio, però non sparate, cioè state fermi, perché questa battaglia qui la otteniamo se riempiamo la piazza, se non ci lasciamo intimidire, ma
se c'è un prigioniero da liberare e incominciate a sparare, il primo a morire è lui. Invece dobbiamo essere in tante e restare qui fino a che non ce lo liberano, e questo mi sembra potentissimo, così come il recupero del cibo, che assolutamente per tutti i gruppi di difesa poi si peritavano di far sì che venisse distribuito equamente, certo. La seconda parte invece di questo programma, diciamo così, dei gruppi di difesa, riguarda proprio anche la costruzione di una nuova società democratica e quindi l'acquisizione dei diritti fondamentali, il voto, ovvero la parità di genere nel lavoro, un'uguale distribuzione del salario. Ecco, questi aspetti sono fondamentali, apparentemente non sono ancora esercitabili se non nell'ultimo periodo, poi diventano l'eredità più preziosa, vero, di questi gruppi di difesa. Sì, leggere il primo manifesto è sorprendente, perché si parla di cose che magari sono diventati dei temi dell'agenda politica 30 anni dopo. Loro non lo sapevano che avrebbero per certe cose dovuto aspettare le bisnipoti, pensavano che, cioè, dal momento che la facciamo finita col fascismo, la nuova società avrà queste cose. Come dicevo, nasce tra le fabbriche, quindi la parità di salario è uno dei primi argomenti, perché se ne accorgono subito parlando tra loro. Una apprendista in fabbrica prendeva uno stipendio che era 1/3 di un operaio specializzato uomo, ma l'apprendista non poteva mai migliorare la propria condizione, perché il lavoro femminile era il lavoro residuale. Il ricatto era: tanto ti sposi, mi rimani incinta, ti devo licenziare e quindi prendi lo stipendio che... E questo è un problema che, cioè, ce l'abbiamo ancora adesso, insomma è diverso, però cioè, interessante che c'è l'emergenza della guerra, quindi ci sono delle cose molto pratiche che è necessario fare, ma tutte queste rivendicazioni iniziano a circolare all'interno di questi canali. Cioè, intanto che si parla di andare a procurare cibo per i partigiani che sono lì, andare a cambiare i cartelli così i tedeschi che arrivano si sbagliano e non vanno dove devono andare, cioè cose anche molto concrete di questo tipo, si sta parlando anche della società futura. Chi è più politicamente, diciamo già collocata politicamente, o magari è in contatto con i partiti o le figure intellettuali, che sono quelle che scrivono magari nel giornale, sono quelle che parlano di diritto di voto, però ne parlano anche alle altre, insomma iniziano a circolare delle parole, ma soprattutto penso che al di là di quello che è consapevole, la parte, diciamo, condivisa è: ora stiamo partecipando siamo tutti insieme nel cercare di farla finita il prima possibile con la guerra, con il fascismo. È ovvio, è conseguenziale, non va neanche discusso che saremo tutti insieme anche dopo, quindi la questione della partecipazione c'era già nella pratica, per cui in realtà per molte, e questo l'ho trovato molto nelle interviste, l'inizio della vita democratica è stato una bella doccia fredda, cioè è stato la delusione, anzi quasi subito abbiamo i gruppi di difesa della donna che diventano Unione Donne Italiane, che sono dentro alle giunte popolari, cioè che partecipano alla ricostruzione attivamente. Quindi forse le elezioni del 46, paradossalmente, che sono quelle che, cioè il primo vero voto a suffragio universale, però è da lì che incomincia questo tirare indietro, che è, cioè, alla fine la vita nelle famiglie, quando si ritorna tutti a casa, è la stessa di quando c'era il fascismo, quindi si accorge che non era una questione di dittatura fascista o meno. Certo, il fascismo aveva una retorica dei ruoli di genere bella chiara, però c'erano, cioè, i presupposti di un certo tipo di società erano molto più antichi, e che quindi, come dire, la battaglia sarebbe stata molto, molto più lunga, per cui sì, cioè le donne della Costituente comunque avevano letto queste cose, ci sono arrivate
arrivando da questi percorsi, anche penso a Nilde Iotti, che è stata la prima presidente della Camera, cioè Nilde Iotti aveva 26 anni quando era nella Costituente e non è una partigiana in armi, lei è nei comitati di assistenza della sua città. Sì, ok, diteci quando dobbiamo salutare tutti. L'ultima cosa ti volevo chiedere, stavi parlando della difficoltà poi di raccogliere questa eredità. Sin da subito si sono resi conto che comunque la politica degli uomini, chiamiamola così, avrebbe chiuso completamente questo esperimento, questa esperienza politica femminile. Allora, diciamo che i gruppi di difesa sono un'esperienza che, cioè chi c'era dentro, all'inizio questa trasversalità non è del tutto accettata in chi è già all'interno delle realtà antifasciste, no? Cioè, quindi ci sono, per esempio, la stessa Ada Gobetti che quando inizia a fare questa cosa non è così convinta. Perché dice ma perché unire le donne e basta, ma invece appunto si accorge che è importante, cioè della potenza di questa cosa, però proprio la trasversalità diventa una cosa che viene difesa rispetto alla politica, cioè stiamo sempre parlando del periodo della clandestinità, però dove c'erano comunque i partiti che nel CLN ognuno aveva il suo peso, il suo spazio di contesa, e il fatto che le donne erano in una realtà gli permetteva di avere lì il loro spazio e di difenderlo rispetto a quello che poteva anche essere un'ingerenza maschile. Quindi già lì si accorgono che un po' può essere problematico, perché naturalmente chi era all'interno dei partiti era predisposta a considerare i propri compagni come degli alleati, però ecco, si trovano a difendere questa cosa, questo spazio qui. Però sì, credo che soprattutto, almeno da quel che ho trovato nelle testimonianze, la grande delusione è arrivata dopo. Mi ha colpito molto un tipo di testimonianza che ho trovato diverse volte di donne che avevano proprio fatto anche che erano, a un certo punto avevano raggiunto anche la resistenza armata e che quindi avevano vissuto quei mesi nella totale condivisione di tutto con i loro coetanei, e che quando si ritrovano nel momento della parata finale, cioè della sfilata dove gettano i fiori, dove si festeggia la liberazione, si accorgono che loro non sono guardate e applaudite allo stesso modo. Sono gli stessi partiti, gli stessi compagni che dicono no, ma tu non sfilare perché altrimenti chissà cosa pensano di te. E quindi incomincia già lì, perché l'attacco era morale. Cosa ci fa una ragazza lì, cioè, ha fatto la guerra, cioè è andata in mezzo degli uomini, quindi non è degna di stare, diciamo, cioè è stigmatizzata socialmente. Quindi la questione morale, ovviamente poi di un tipo di cultura che le stesse ragazze avevano comunque vissuto ed assorbito, quindi c'è anche un conflitto. L'altra cosa che succede, anche se c'erano dei partiti molto, cioè convinti, sia il Partito Comunista che il Partito Socialista sono dei grandi promotori a parole della partecipazione femminile nella politica, però poi le donne si ritrovano che si devono occupare della cura della famiglia e non è suddivisa equamente. Gli chiedono e come fai con i figli subito, cioè, e quindi si ritrovano a ritirare, oppure si ritrovano appunto con gli occhi puntati addosso, e molte non riescono a reggere questa cosa, per non parlare di tutta la legislazione che viene conquistata con dei passaggi molto più lenti, e anche questa cosa della memoria, cioè i gruppi di difesa scompaiono dal racconto pubblico subito. I partigiani più in vista ci tengono a dire no, ma cioè, le donne senza di loro non avremmo fatto niente, però
non serve nella narrazione collettiva di quel momento e quindi viene messa in disparte. Volevo chiedere al pubblico se c'è qualcuno che vuol fare qualche domanda. E poi io volevo leggere un volantino, non so se lo faccio ora. Ci sono Se già c'è una domanda o due domande? Sì. Una. Grazie. Volevo chiedere, nella gruppi di difesa delle donne, che come dicevi hanno una grande consapevolezza tutto sommato di quello che stanno facendo e che cercano di portare nella lotta, come si può inserire questo movimento di gruppo di difesa delle donne nell'idea che, come analizza Pavone, lotta di liberazione, quindi guerra patriottica, consapevolezza di questo, poi pure lotta civile tra antifascisti e fascisti, quindi tra italiani, fascisti e antifascisti, e poi anche l'idea della lotta di classe, come quasi una consapevolezza che c'è anche una idea anche rivoluzionaria per un altro tipo di sistema e di società. Ecco, ti volevo chiedere come si può inserire questa. Grazie. È una riflessione che va fatta. Allora, la consapevolezza penso che fosse anche molto in evoluzione, cioè l'emergenza è quella che chiama subito e poi si va maturando ed è anche diversificata a seconda anche delle possibilità culturali di ciascuno, però diciamo c'è una crescita grande, molto veloce. Abbiamo rispetto è difficile, cioè siamo all'interno sicuramente del conflitto civile, perché la loro azione è un'azione partigiana, però è un'azione partigiana che è fondamentalmente disarmata. Quindi io vedo il ruolo fondamentale proprio della costruzione di quelle basi solidali, cioè l'antifascismo che diventa qualcosa non di solo contrasto con il fascismo, ma di costruzione di un altro tipo di società basata sulla solidarietà tra vittime, sul proteggere la vita e curarla, come proposta anche rivoluzionaria, cioè come proposta davvero antifascista, cioè il futuro dovrà essere così, cioè possiamo portare questa cosa qui. Non perché ci fosse un'idea che le armi non servissero, le armi cioè in quel momento erano necessarie, però è tutta una parte che coinvolge una collettività in realtà molto più grande, che contrasta il fascismo nel senso che cerca di impedire che quei 4 ragazzi arrestati vengano fucilati e cerca di impedirlo anche trattando o comunque dimostrando il potere della piazza. Di fronte alla distruzione, quei 4 che abbiamo salvato sono una speranza per tutti quanti, anche se di solito attorno prevale la morte. Questa cosa è molto evidente nei volantini che cercano di creare una specie di comunità ideale per cui laddove si è riusciti a salvare qualcuno con la manifestazione di piazza, lo si deve raccontare. C'è stato, penso a Forlì, 9 ragazzi che sono stati, gli è stato impedito la fucilazione perché tutte le operaie in sciopero sono uscite dalla fabbrica, si sono messe sotto la finestra del carcere, sono rimasti lì 2 giorni fino a che non è stata fermata la fucilazione. E quindi fino a Roma sono arrivati i volantini che dicono facciamo come le donne di Forlì, come quelle fiere donne romagnole, anche i vari successi, anche solo legati al cibo. Io ci vedo una visione veramente di una società alternativa che è quella che dovrà sopravvivere al di là della guerra. E poi chiaramente la violenza arrivava dal potere e quindi c'è una lotta con il potere. Interessante l'aspetto della lotta di classe, perché dal momento che i gruppi di difesa della donna entrano nei comitati di fabbrica sono loro a portare avanti le rivendicazioni delle donne, cioè le donne si accorgono che se non lo dicono loro che una ragazza ha uno stipendio che è 1/3 di quello degli uomini,
Gli uomini sono solidali ma hanno altri problemi, cioè il problema che rimangono incinte, cioè, gli uomini non ce l'hanno, e quindi le stesse donne, ragazze molto giovani magari, che si trovano nella solidarietà di classe con gli altri, con gli uomini, però scoprono anche che ci sono delle rivendicazioni che sono loro e che riusciranno a portare avanti soltanto se riusciranno ad ottenere la solidarietà delle altre donne, in un conflitto che è doppio, quindi è sia verso il padrone sia verso i propri compagni con cui si è insieme in certe occasioni, ma che il territorio va comunque delimitato rispetto a cose nuove che erano già venute fuori nelle lotte del primo Novecento, però nel primo Novecento erano stati abbastanza episodici in alcuni luoghi dove c'erano molte donne al lavoro, e quindi di nicchia. Diciamo che in quel momento lì, proprio durante la guerra, durante l'occupazione nazista, incomincia una consapevolezza davvero di massa, se vogliamo. E penso che anche le battaglie sul lavoro, sul diritto al lavoro, sulla maternità, che collochiamo negli anni 60-70, hanno preso tanto da questa eredità, cioè c'è stato qualcuna prima che le aveva portate avanti queste cose. Io vedo nelle cose che dicono un guardare davvero tanto in là, cioè la democrazia arriverà e come la vogliamo fare, poi era tutto molto informe, molto da definire. Volevo leggere a proposito di consapevolezza, uno di questi volantini, sì, adesso i documenti pubblicati, allora lo studio è nazionale, i documenti invece, i volantini li ho presi proprio dall'archivio di Ravenna, però si vede come circolava un po' le parole che circolavano. Quindi questi sono i gruppi di difesa della donna della Romagna, che a un certo punto fanno diffondere questi volantini dove dicono insorgete. Quindi qui non si sta parlando né di cibo ai partigiani né di cose pratiche, ma si sta parlando è tutto politico. Però dice: insorgiamo tutte per eliminare la belva nazifascista, per liberare completamente il nostro paese. Uniamoci tutte per assolvere i grandi compiti che ci attendono. Uniamoci per ricostruire il nostro paese, per ricostruire la nuova società democratica. Società democratica è in maiuscolo, libera da qualsiasi influenza nazifascista. Rivendichiamo il nostro posto nella vita sociale, facciamo sentire la nostra voce. Anche noi vogliamo partecipare attivamente ai comitati di liberazione nazionale e nelle giunte popolari. E questo è uno. L'altro, che è stato diffuso più o meno nello stesso periodo, è più crudo e parla anche di tutte le donne che sono state uccise o torturate, e poi dice: uniamoci, compagne, come sorelle, senza temere il nemico odiato, che battuto moralmente e materialmente fugge dalla nostra Italia che tanto ha devastato e saccheggiato. Il fascismo, compare del nazismo, che per 20 anni ci ha considerate schiave e, diciamolo pure, bambole e giocattoli dell'uomo, non è riuscito a renderci tali. Dimostriamolo. No, salutiamo. Grazie a tutti. Grazie per questa bellissima presentazione. Grazie a voi. Grazie per il lavoro che hai fatto, per aver ricostruito questa tessera così importante della storia delle donne. E grazie a voi, grazie a Strangios e a tutti gli organizzatori. Grazie Laura. Grazie a tutti. Grazie. Vorrei chiamare qui Tiziano e Giacomo per un piccolo omaggio. Grazie. Tiziano, sei il valletto più veloce del West. Arriva anche Giacomo. Grazie. Ecco. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare tutti per essere stati qua.
Vorrei ricordarvi che domani ci vediamo in via Municipio, fianco chiesa San Sebastiano, per la giornata che ha come tema Resistentis, in cui saranno ospiti Francesco Casula e Beniamino Deidda. E poi, ancora prima di salutarci, vorrei chiamare qui i padroni di casa, Manuela, Daniele e Zeno, per ringraziarli della loro meravigliosa ospitalità in questa cornice antica e insieme rinnovata. State facendo un bellissimo lavoro, e vorrei chiamare qui Gianluigi, un piccolo omaggio anche per voi. A voi, padrone di casa. Vieni Gianluigi. Una foto con loro, ti va? Ok. Ciao Zeno. Grazie ancora per l'ospitalità. Io vi auguro una buona serata, vi ringrazio per essere stati con noi e vi chiedo di stare con noi ancora un attimo per l'ultima parte del reading. Quindi chiamo qui Marco Ardau, Tonino Maccis e Franco Maccis. Oh Marco, sei già qua, ciao. E buona serata a tutti. Ci siamo già? Ci siamo, perfetto. Adesso faremo una canzone dedicata a Deniz Karakajil, che era un'attivista curda, e niente. Che partecipò alla resistenza curda siriana. Ti penso, amore mio, che sei lontano. Ti penso con il mio fucile in mano. Tu forse crederai che io sia pazza, che queste non son cose da ragazza. E invece viene un giorno nella vita che scegli e se non scegli l'hai tradita. E non importa se si vive o muore, piangere gioia o ridere dolore. Questa curva di sole nel tramonto di Raqqa mi disegna nel cuore l'arco della tua bocca. Ho tagliato i capelli, ho sfidato la rabbia. I miei giorni più belli ora sono lacrime e sabbia. Noi siamo di una patria senza terra, noi siamo curdi, naufraghi di guerra. E l'alba e coi compagni sto partendo. E parto e coi compagni sto cantando. Oimè, tutte le favole di un tempo
intorno a un fuoco acceso ed ora spento, e seguo il filo di una ninna nanna, chiedendomi se ho messo il corpo in canna. C'era un drago di fuoco che sbarrava la strada, ma non teme nemico, un eroe con la spada. Ma non ho mai capito come andasse a finire, che succhiandomi il dito cominciavo a dormire. È il 29 maggio e non ho sonno, e qui c'è proprio il drago di mio nonno. Saprò questa volta come va a finire, che non ho proprio il tempo di dormire. Qui sparano, li sento e non li vedo. Qui sparano e mi sa che mi hanno preso. Ma non temere amore, no, non è niente. Mi brucia un po' ma in fondo non si sente. Metti il pane nel fuoco, versa il vino migliore, che ritorno tra poco, è questione di ore. Spazza tutte le foglie, che l'autunno è passato, quando l'odio si scioglie, che sia verde il mio prato. Se qualcuno me lo trova addosso, riporti a casa il mio cappuccio rosso. Maestro Tonino Macis. Chiamerei Franco. Oggi parlare di resistenza è sicuramente parlare di Palestina, e lo faremo. La prossima canzone è costruita intorno a Mi Basta, che è una poesia di Fado Tucan. Ci dovrei essere. Sì, ci sei. Dicevo, è una canzone, sono poche parole, poche note anche, come il mio solito, pochi accordi. Costruita intorno alla poesia Mi Basta di Fado Tucan. Attorno, anzi, la cosa più importante sono 6 nomi. Non so se ce la fa. Sono 6 nomi, sono 3 nomi di bimbe, 2 nomi di bimbi e il nome di un giornalista palestinese che sono nati e purtroppo sono morti in una terra che sta diventando un inferno. Mi querida Gaza. Mi querida Gaza, mi casa es tu casa. Mi querida Gaza, mi casa es tu casa.
Si no papá que en casa, también bomba mi casa. Quien se vaya en casa, también bomba mi casa. Arriba sa bomba sa todo mundo arroy, sa scuola anda arroy, s'ospedale anda arroy. Arriba sa bomba sa todo mundo arroy, sa scuola anda arroy, s'ospedale anda arroy. Mi basta morire sulla mia terra, essere sepolte in essa, sciogliermi e svanire nel suo suolo e poi germogliare come un fiore, colto con tenerezza da un bimbo del mio paese. Mi basta rimanere nell'abbraccio del mio paese per stargli vicino, stretta come una manciata di polvere, ramoscello di prato, un fiore. Querida gazaina con manzilion, Betty Wamanziluka. Querida gazaina con manzilion, Betty Wamanziluka. Firma essa guerra em domia, basta ver pius os paras não saía, basta ver pius paras não saía. Firma essa guerra em domia, arriba essa bomba em Racha Barru, Amida Rui, Mohamed Arru, arriba essa bomba. Miramba su mari andarroi, sarre andarroi, su mundo andarroi. Ajuta cizeu deu, ajuta cizeu, ajuta cizeu deu, ajuta cizeu. Farò l'ultima. Oggi abbiamo già detto che oggi è l'11 settembre e quindi ricordiamo l'11 settembre in Cile, però con uno sguardo anche alla Palestina, nel senso che canterò El derecho de vivir en paz e se volete potete cambiare le parole e diciamo i nomi. Vietnam mettete Palestina o Gaza e Indocina mettete Palestina, insomma, e le cose insomma non cambiano granché purtroppo. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Tío, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo y palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho
de vivir en paz, el derecho de vivir en paz. Grazie, grazie mille. Maestro Tonino Macis, Franco Macis. Marco Ardau.